noi abbiamo complessivamente in Veneto oggi qualcosa come 973.000 lavoratori dipendenti o autonomi, stagionali o a tempo indeterminato che sono in sospensione e sono nell'ambito della copertura degli ammortizzatori sociali. È una cifra mai vista nella storia. Numeri che raccontano il dramma e che danno la dimensione di quanto il virus abbia inciso sulla pelle viva dei lavoratori in Veneto, dalle grandi fabbriche ai piccoli negozi. Su 1 milione di lavoratori sospesi, 700.000 sono i dipendenti che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali con le varie forme di cassa integrazione, 135.000 i lavoratori autonomi destinatari dell'indennità Covid. A questi si aggiungono 130.000 stagionali del turismo e operai agricoli che non rientrano all'interno dei normali sistemi di ammortizzazione come la cassa integrazione, ma che hanno usufruito, così come il lavoro autonomo, dell'indennità dei 600 euro. Assegni, va detto, in corso di distribuzione, con il Veneto che nonostante tutto è tra le prime regioni per liquidazioni avvenute. Resta il nodo del FIS, il fondo di integrazione salariale per il terziario, che sconta ancora dei ritardi. Il confronto fra sindacato e INPS è quotidiano. Io però devo dare atto che si stanno facendo degli sforzi straordinari, perché gestire questa mole di domande era materialmente e oggettivamente impossibile da evadere immediatamente. Intanto dal 4 maggio, con l'inizio della fase 2, rientreranno a lavoro 400.000 lavoratori solo in Veneto. Questo significa che saranno attivi il 77% delle aziende e l'84% degli occupati, con il sottosegretario all'interno Variati che parla di un 1° maggio che si tinge di speranza, mentre le fabbriche sono pronte a riaprire in sicurezza, conferma Maria Cristina Piovesana, leader di Assindustria Veneto Centro, ora anche vicepresidente della Confindustria Nazionale. Piovesana lancia un appello per la sicurezza condivisa. Chiedo che ci sia una sorveglianza attiva anche da parte dei lavoratori in questo senso, nell'autocontrollarci a vicenda affinché quando questo lockdown totale finirà non ce ne sia un altro, perché non ci siamo comportati e non abbiamo osservato tutte quelle normative che effettivamente oggi sono necessarie e indispensabili.